Il pirata sono io. Si era presentata poche ore dopo l'incidente per attribuirsi la colpa di aver causato un incidente stradale con feriti fuggendo senza prestare soccorso, ma in realtà stava coprendo il marito, vero responsabile dell'accaduto. Non è servito. La polizia stradale è giunta alla verità in poco tempo, anche se ci è voluto più di un mese di indagine per accertare con esattezza i fatti. Lo schianto era avvenuto il 3 dicembre a Padernello di Paese, ferita una coppia che si trovava nell'auto travolta da un Audi A4 poi fuggita. Nel corso della notte ecco presentarsi al pronto soccorso una donna, cittadina del Marocco, residente estranea, che raccontava di essere coinvolta nello schianto. Raggiunta poi dalla pattuglia della Polstrada, aveva ammesso di essere alla guida dell'Audi A4, ma il suo racconto aveva numerose imprecisioni e non convinceva gli agenti. Il crollo poco dopo, con la scoperta che il vero pirata era il marito connazionale, che era riuscito a convincere la donna a prendersi tutta la colpa. L'uomo ha ammesso il fatto raccontando di essere scappato, preso dal panico. Durante gli accertamenti la polizia ha scoperto inoltre che l'uomo era senza patente perché non l'aveva mai conseguita. Oltre alla denuncia dunque sono scattate numerose sanzioni a suo carico.